in tutto il video verrà fuori che io non guardo l'obiettivo ma guardo lo schermo in parte. Dio santo. Tu? Sta uscendo il sole. Molto bene. Ah, ecco qua. Sì, beh, nel video non si vedrà, però c'è. No, ho i letti sfatti. Piano, 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 piano. Lo so anch'io, però i problemi sono questi. Mi sono dimenticata quello che dovevo dire. Comunque, benvenuti nel secondo giorno di un video al giorno finché non finisce la quarantena. Ok, allora, ieri sera mi sono scritta un po' di cose da fare o da dire nei video. E cominciamo con il fatto che porto un video al giorno. Innanzitutto, cioè, se metto i video su YouTube, innanzitutto devo parlarvi di YouTube. E giustamente YouTube premia la costanza, cioè il suo algoritmo premia la costanza. Se i video che fate vengono messi costantemente, magari una volta alla settimana, quel giorno preciso, a quell'ora precisa, e continuate così per diverso tempo, inizierete a vedere i risultati, diciamo, quasi già da subito, perché ieri, prima del video, avevo 34 iscritti e ora ne ho 37. Dopo il video ne avevo 37, ma adesso controlliamo. Sì, 37.
Quindi diciamo che già il discorso, ad esempio anche di aver scritto nella descrizione di portare un video al giorno, diciamo che già YouTube fa partire il suo algoritmo, perché si aspetta che tu dopo aver inserito appunto queste cose nei metadata, tu faccia così per tanto tempo, quindi diciamo ti spinge già un po' a portare avanti questa tua cosa di andare avanti costantemente e mettere video una volta al giorno. Sì, ecco, se sentite l'audio disturbato perché fuori c'è vento, parecchio vento. E adesso dovrò mettermi a montare qualcosa per i prossimi 2 giorni, così sono a posto. Perché sono così imbarazzante quando parlo?